a tutti, siamo tornati con me. Siamo un pari a un'amica, Claudia Soggiu, siamo in un luogo ispantoso, che pari casa mia, magari fosse a casa mia che il teatro civico, il palazzo di Zedai, che era costruito l'architetto Giuseppe Cominotti nel 1826. In ogni clavi sono stati i più manni compositori, tra cui Luigi Canepa, cura Davide Rizio, ed ha fatto la prima in Oghi e da poi l'ha fatta a Lugarignano di Milano. Ma detto questo, siamo un pari a questa amica, Claudia Soggiu, curatrice, organizzatrice, promotrice culturali. Va una bella responsabilità, Sì, Daniele, a scomansem... intanto, scusami, sì. vieni dalla Riera, si sente il fiaco di Rumari? Ah sì, io vengo dall'Alghè e astica Sassar de Sincanci e trabalho ad amont de Aqueixampreu, che è l'organizzazione de concerts, de attività teatrali e de promozione della cultura e di tutto ciò che è a dins del discorso delle spettacole. Tu sei social media marketing, lo possiamo dire? Sì. Sì, també he fatto un corso di social media marketing e sempre treballat damunt della comunicazione e della promozione delle attività che io organizzava. E per ciò, després de qualche anno, ho deciso di studiare també aquesta materia e ora diciamo che lo faccio també come lavoro. Ma quando hai cominciato? Quando hai cominciato a comprendere che ti piaceva a sé, non chissà sul palcoscenico, ma chissà a dareddo del palcoscenico, chissà che non si vede, ma fare lo travaglio a che la gente arrivi nel teatro, nel concerto, nella blatta? Sì, a lavorare per la cultura di sempre, teniva 17-18 anni e io cominciavo a fare cose, attività di volontariato in associazioni culturali. Després studiava nel frattempo beni culturali, che è un corso di laurea dell'Università di Sassari, e da lì aveva cominciato a lavorare nell'ambito della biblioteca. Questo lavoro mi ha portato però a comprendere che io non ero fatta tanto per la catalogazione dei libri, ma che mi aggradava di organizzare cose, attività, presentazioni di libri, concerti, premi letterari. E la cosa che poteva essere interessante també è che lo faceva in lingua algherese. Perché després di un concorso che hanno fatto al municipio dell'Alghè, io lavoravo alla biblioteca, al sistema bibliotecari dell'Alghè e avevo triato come biblioteca quella catalana. Perché dite, si tiene che lavorare, sono 8-9 biblioteche di tutta l'Alghè, erano 11 professionisti che lavoravano ad mondo ciò e pure ivano tirare. E dite, si tiene proprio di tirare, vuol tirare una biblioteca catalana. E per ciò ho cominciato a lavorare all'opera culturale, che teneva già una collezione di 10.000 volumi di libri in lingua catalana e anche una collezione di libri in algherese, di autori algheresos e in lingua algheresa. E da lì ho cominciato chiaramente ma la catalogazione perché era quello per il quale veniva a pagare e dopo però ho detto ma m'agrada anche fare cose per ciò e ho cominciato così praticamente che teneva 24-25 anni. Tanto eri giovanotta, eri all'università. Sì, teneva energia, sì. Ma ne hai detto che hai fatto pure l'attrice in catalano? Sì, sempre nell'ambito Alla Riera, sempre. all'Alghè, all'opera culturale, nell'ambito delle attività che si facevano come associazione di difesa della lingua algherese
e tangut la possibilità di recitare al Garese in due scummerias, in particolare una che ricorda de mese, che è Lucidaru de Gavi Ballero, che era un gran commediografo a lingua algaresa, e è stata un'esperienza importante per me, sia per migliorare la lingua algaresa, sia proprio come esperienza teatrale. Després de allà, però, e compres che mi agradava di me organizzare també le scommerias in algarese. E per això, de allà, he lasciat la recitazione e ho cominciato a organizzare altre persone che purivano recitare, ma la collaborazione degli altri dell'opera culturale e organizzare commerias. Ti sei fatta conoscere nel mondo della cultura, anche tu oramai sei giovane, ma sei in istituzione, quando vieni in Giamaica che tu non vai a fare la promozione, cacciamo Claudia Soggio. No, questa cosa è un bebedda. Sei stata pure nel percorso d'oio di formazione, io penso pure la direttrice del Circolo di Risagli di Barcellona. Mi sono sbagliando? No, non ti stata sbagliando. Allora, sono stata a Barcellona per lavorare a un festival di cantautorato internazionale. Vedi, sempre un festival vero e mezzo. Sempre o la musica o il teatro. E questo festival è di Barnassanze, è un festival storico che ha 40 anni. E come ti dicevo, mi hanno avvisato per lavorare allà e io l'ho fatta stare anche quella un'esperienza che intanto fatta anche in lingua algaresa, praticamente in lingua catalana, però in un luogo come Barcellona, dove avevano praticamente 3 concerti a settimana per 4 mesi, per això posso immaginare quanto lavoro aveva da fare, e io ero impiegata nella produzione. Allora poi è stata la chiamata dell'isola che ti chiama sempre, devi tornare in Sardegna, sei tornata in Sardegna e ti sei botta nel campo festivaliero. Allora, sì, scusa, no. Dieva mentre faceva appunto a Chestrabal per il Barnassanze e ha incontrato gli amici sassaresus, sardos che stavano allà a Barcellona, già prima di me, anzi, e mi ha detto, mira, che tu sai parlare algarese, in català praticamente, per nosaltri che parliamo in castiglià e in sard, e a saldo, praticamente è un problema, perché le istituzioni catalane non ci riconoscono. Se tu vai, stensi una porta oberta. E allora tu sei fe la presidenta dell'associazione del Sards a Barcellona. Sì, era un meccanismo di emasci, sì, perché una bella pensata. Sì, riconoscevano la capacità organizzativa, sicuramente. La fortuna era che erano tutti giovani che erano musicisti. Un bel fermento culturale e artistico. Esattamente, e tenevano manastè di qualcuno che poteva organizzare. E io la mi ha detto, mira, se tu mi chiedi 2 cose, tu puoi fare la presidenta e andiamo avanti. E in effetti asci un po' che è stato. Tani un po' rigaddeni, no? Ti teniamo in oghi. È stato perché effettivamente a le istituzioni catalane tu parli in algarese, in català. Sì, sicuramente. È una condizione per lavorare all'interno dell'amministrazione municipale catalana a che gli ha di parlare in català. Per això diciamo che è stata per 2 anni e fatti també mi occupare di ciò. Tanto che un po' era il percorso d'oio di travaglio, la gavetta, ma quando hai pensato, posso ponirmi in un mercato e dire, io sono con Claudia Soggio e mi posso occupare di un festival d'oio, cioè, quando è che ti sei avvizzata che eri pronta per un mercato? Allora, intanto ho avuto proposte di lavoro. Una delle associazioni aveva cominciato proprio a fare a livello più professionale al Teatro di Ignazio Chessa. Ah, Ramigo Ignazio, lo conoscevo. E dopo al Teatro dell'ICS, alla Sassar.
e es arribat Laborintus, es arribara la Laborintus, che è l'associazione musicale per la quale ancora traballo come dipendente, e a poco es arribare il Teatro Verdi, la cooperativa Teatro e Musica, on ho fatto un'esperienza per me molto importante per la biglietteria, perché hi ha també un sistema per fare biglietteria e farlo in maniera corretta. E després les altres associacions de Teatro de Strada, Teatro en Vol, e després l'Orchestra Jazz della Sardegna, Insure Lab, Time in Jazz, e per això a voi sono... Ma quando ti chiamano, faccio una pregunta, quando ti Sì. chiamano tu hai diviso il lavoro, cosa devi promuovere, cosa devi rimbasciare che devi fare, per dire venite a vedere questa cosa. Cioè ti poni in raggadrea durante i provi a vedere cosa sta succedendo sul palcoscenico. Allora, Cioè, mi hai compreso? sì, io conosco le attività, le cose che si organizzano, allora, sono quasi tutte le associazioni che io conosco, in qualche maniera, per fama, per popolarità. E quando mi arriva una visera degli, io so già che se la proposta è buona o non è di agafare, di prendere. Sì, sicuramente. Ormai, dopo tanta esperienza, sepp a chi pochi vuol lavorare e a chi no. Senza giudizi, però proprio per un mio interesse di masci, per un mio interesse personale. Tanto mi puoi fare una panoramica di ciò che è succedendo in Sardegna, nel caso di cui siamo papidenti, qui siamo in Oggi. Vi sono un bel di festival, un bel di compagnie, un bel di associazioni. Che è un panorama. Tanto so che è un bel panorama, ma per fermento, vi sono delle cose belli che sono crescenti. Allora, ci sono tante associazioni, tanti festivals, rassegnas che seguono teatrali, musicali. Io vedo tutte le associazioni che lavorano nella Regione Sardegna, finanziarie dell'articolo 56 della legge regionale, che sanno anche fare. Che fanno cose, che tenen també ideas novas propostas e tengo un'opinione positiva, tengo dire in generale dell'attività che si fa in Sardegna e è un'attività che si fa de més di altre regioni d'Italia, també palanta amb altri operatori culturali, non tenen tutte sigui la volontà chiaramente di fare cose, la possibilità di fare cose, sigui proprio lo sostegno di masci da parte della Regione Sardegna o delle istituzioni in generale, delle sì. istituzioni, sì, sicuramente. Ma fa praie quando sono i giovani che cominciano a fare attività, perché è importante che comincino già dei giovani per portare avanti la tradizione. E a Besudoio, canto che festival che si vede d'altri, se li vogliamo chiamare così, cadono sul territorio, canto che rimani? Una domanda un po' come una pregunta amara, Chicchia. Sì, dimasci che da una parte hi ha la difficoltà di rendicontare, di dimostrare alle istituzioni, allo finanziatori di masci, che sono fatte cose. La capponi di dinaiso. Esattamente, come esattamente, a questi contributi pubblici come li usate da speso, no? E per questo invece che hi ha questa attività di fare
de trobar collaboracions che a voltes són collaboracions reals, concretes, altre voltes són collaboracions, diem així, magari nominals, però veig che les intencions són bones, perché si sta creando un circuito virtuoso damunt della cultura, soprattutto perché hi ha gent ormai, persones joves che si stanno affacciando a aquest món i gente della mia edat che ha già fet un poc de pratica i a poc si podem parlar de vells sistemes, jo ormai també veig que totes les associacions che sono operativas sono comunque fanno le cose a maniera, diciamo così, corretta. A base di insomma. Sì, assolutamente. Cioè, dato di dinari pubblici, Sì. ma c'è una tendenza in Sardegna, vediamo, di mecenatismo, cioè si bisogna di privati a chi ribiazzirarli e dici, beh, avanti dopo 10.000 euro, ti ribongo, tu mi devi solo nominare, oppure biglioli royalty, non so, perché la cultura di punire dinari privati per fare i cose, per fare i festival, non l'ho mai vista io, però magari perché non so Trento. Allora, io diciamo così che se non vorremmo pensare male, le striare sono sempre soggettive. Per ciò ja sta che un organizzatore o un finanziatore tria secondo i gusti personali o in base alla preparazione che te. Si le striare sono fatte anche in base alla popolarità di quella associazione o di quegli spettacoli, per dire. Perciò i fattori che entrano sono differenti. Io credo sempre che non ha un'oggettività nell'arte. E arrivano ad essere dei parametri, però, secondo me, anche nei contributi. A livello regionale, més che una lista di cose fatte o di fatture, vuriva una direzione artistica. Això sì, da parte di chi tria, come donare i dinars, insomma, a questi contributi. No, ti ho fatto questa pregunta perché un sacco di volte penso non era un problema che magari un festival si boni più sulla carriera di fare fatture o di fare un coso, di fare un percorso, di fare solo chi che ha mandato per esempio la regione, oppure forse sì, chi che mi ha mandato la regione, ma vi pongo anche un da stipendio, cioè vi pongo anche dei contenuti impulsanti. E allora ti posso una pregunta Sì. che ti la posso da detti lavori. Ma con la cultura non si mangia o si mangia? È falso o è vera questa cosa? Con la cultura potremmo mangiare? Allora, diciamo così che io ora vivo di cultura, rasisce a vivere di cultura. Tanto che se non ne rubughiamo. Sì. Con la cultura si mangia. Oh. Si può mangiare, se vorremmo. Després, ma essere bravos també a comprendere come riesci, ovviamente nella legalità, a arrivare a... No, non l'ho giocata io questa domanda, Sì, sì, viene no. da un libro ben pulsante di Io Paola che- Dubini di Rabocconi di Milano, e quando l'aveva scritto io ho detto a Romanco che chieduna se poi nella condizione di dire con la cultura, infatti nel libro è scritto con la cultura non, è cancellato, si mangia, a chi si può mangiare. Bisogna è proprio una piramide economica impulsante. Sì, ma raccordo. Mustanin depusa nella posizione che si deve mangiare alla cultura, perché per tanti anni è andata avanti a che sconta che la cultura deve essere volontariata, che la cultura non si paga, che le cose si fanno anche gratuitamente, e non è così. Nosaltres deve essere soprattutto chiari da mondo ciò e Mustanin deve pagare. Anzi, la cultura ci salva, abbiamo di creare bellezza, insomma. Sì.
Sicuramente, io vuol comunicare bagliesa, sicuramente, non diemasci bagliesa, ma també innovació, també cosas originals, cosas che portano ricchezza alla comunità. Ecco, allò è lo mio obiettivo principale. Questo è il pensiero mio, che più cultura è più bella di cose bisogna. Hai parlato di innovazioni. Con l'innovazione ormai siamo l'estri come ti leppari, ogni anno viene una nuova. Come ti vai a giornata con chi vedi fa? Perché ogni anno viene una nuova da imparare. Penserò, Cioè, la rezza ormai, quando entri nella rezza, chi non vera rimani. Oggi vai un'altra cosa di Varo, Dag. mira, io stico sempre No, io già lo vedo, sei sempre a sì, ribasso. tengo sempre attenzione ad tutto ciò che succede, non solamente ovviamente in Sardegna, ma in Europa e anche a livello mondiale, cosa capita fuori in America, per esempio. Stic sempre insomma sul zuberz sopra le innovazioni, le cose che capitano, cosa fanno negli altri festivals e una cosa che fa sempre è che faccia vedere i festivals, le attività degli altri. Se tu fai l'operatore culturale non puoi non Devi vedere andare in le giro, altre devi cose. andare a vedere altre cose. No? Sicuramente, sì. Allora manco caccheduna che lo dici, no, perché io faccio basso e dice no, io non vado a vedere questo, no, devi andare a vedere, almeno va a dire cosa hai visto, anche se non vedi, Secondo me pure imparare di tutti. sono d'accordo. Tanto, claro, bisogna di regole, io penso, e pure un bel precisi. Cari giochi, che regole va a fare la promotrice, l'organizzatrice, la promozione di marketing di spettacoli. Allora, io tengo le mie regole. Per me, io sono soddisfatta quando faccio un lavoro, quando sto organizzando un concerto, per esempio, quando gli artisti, i musicisti sono posati nella condizione di esprimere nella maniera migliore e il pubblico è nella condizione di fruire, di riuscire a fruire di quel momento di arte nella maniera migliore. In quegli due casi io ho realizzato ciò che tenevo di portare avanti, sicuramente. Secondo te c'è una raccana tra il travaglio d'oio di social media marketing e l'ufficio stampa? Se dei cammini a facco o se dei due cose che oramai sono un po' gareddo diversi? Allora, diamoci, tenim di lavorare affatto. Sicuramente perché è sempre nell'ambito della No, comunicazione. ti ho giocato il capriconta perché io conosco dei bandidori, dei giornalisti che fanno ufficio stampa, ma fanno anche lo marketing, lo Allora, social. sì, si può fare anche il contrario, social media marketing e uffici stampa, també per gli occhi che CPO non tens di essere un giornalista professionista per inviare un comunicato stampa alle redazioni. Chiaramente il giornalista fa il suo lavoro, che è quello di scrivere articoli, di uffici stampa e tutto ciò, lo fa benissimo. Li scrivi, ma se ti volte li scrivi di voi, l'ho comunicato. Diemaci che agli è anche di competenza della segreteria di un festival o di un'associazione. Però per me agli che è importante è che le due, che sono due maniere di comunicare differenti, perché tutte si trenda per la parte social un linguaggio differente, che è un linguaggio messo sintetico, messo accattivante, che arrivi alla gente in maniera meno rapida. Invece un articolo del giornale di un quotidiano di trenda di argomentare, di messe, di masci con una maniera di dire le cose che non sono assolutamente come quelle della era sociale di masci.
Però las duas competencias che siguen nella mateixa persona, diciamo così, ma o a due professionisti differenti, tenen però di anar fatto, perché diem també che quan deve partire una comunicazione di una pagina social, di un'associazione, di un festival, diciamo così, contemporaneamente va també la comunicazione che va al giornale. Per això Avete validità un pari. sì, fa parte tutto dell'ambito della comunicazione. Ma visto che trattate dei telefonini e dovete trattare l'immagine, no? Dovete trattare i cose che si vedono, cosa vedi? Fedi di ricorsi, va a fare inquadrature, perché anche l'inquadratura nella comunicazione social è un bel Sì, pulcante. diciamo così che sono diversi trabals di differenti professioni. Il fotografo di un sistema di festival, per dire, è l'operatore video che fa altre cose ancora, si occupa della ripresa, del montaggio, sono veramente il graphic. També aquel che monta la grafica di un concerto, per dire, cada uno dona il contributo per la causa, insomma, per portare a compimento aquel lavoro nella maniera migliore possibile. E tu puoi lavorare con le persone, con i professionisti che amb els quals ti trovi più bene dal punto di vista professionale, umano, probabilmente també. E fai una bassona dalla gara di biliardo ispirazioni, cioè, oppure un travaglio giovane e tanto non bisogna di punti di riferimento. Cioè, ti hai fatto sul campo o beh, cacchiduno che sta, cacchiduno magari non famoso, non per forza, ma quello magari hai travagliato in pari e l'hai furato un travaglio. Allora, io l'esperienza l'ho fatta ad Amon del Camp, appunto delle cose che io faceva fente, sbagliante, però pochi dire che è tangut mes una formazione che sicuramente, secondo me, dell'opera culturale, che era formare delle persone che erano assessori alla cultura, che insegnanti, e ellos tengo di dire che mi hanno dato un'impostazione per parlare di cultura. Io credo che sia a questa, per trendare a che fa a la cultura, come teniva ad approcciare la cultura, io le tengo per me degli. In Sardegna abbiamo un bel di festival, per dirne un po' giù, abbiamo Berchida con lo Festival Jazz, Gavoi con l'Isola di Storie, Seneghe con Capodanno e Sos Poetas, la Maddalena con la Valigia dell'Attore, cioè vi so Monteleone Roccadoria, vi so un bel di roghi dove ormai da tantissimi anni si fa a dire un festival e i cittadini, i bassoni di chi roghi fanno i balli di un festival. Qual è l'esperienza d'Oia? Canto rimani in questa vita? Allora, io tengo un'esperienza sia di festivals giovas, di patits paisus de Sardegna, sia esperienze di mesa storicas, ecco, pochi diura che de qualche anno è conosciuto de mese il festival de Berchida, alla direzione artistica di Paolo Fresu, il Time in Jazz, e effettivamente è un festival che ha fatto conoscere Berchida in tutto il mondo. E
sicuramente hi ha una calgura di tutto ciò che si fa durante aquelli 8 dias también del 8 al 16 di agosto. La popolazione è coinvolta, sono coinvolte anche le attività economiche che sono dins del paese, all'interno del paese, le case, le famiglie che possono aprire le case ed una ospitalità alla gente. È un festival internazionale che ha un pubblico che vede di altre parti d'Italia, che conosce Berchidda grazie a questo festival. Ecco, l'importanza proprio di collegare, associare, no, il nome di un petit paese a una legata a un'attività musicale che si fa allà. Després il festival crec che era 40 anni, più o meno, sì. e è cresciuto tanto. La gente racconta, no, di quello che era allo scomenzo, quando andavano i musicisti di Sassar, stavano allà al campeggio che aveva, e era un'occasione di incontro, perché prima non aveva la possibilità di incontrare il musicista famoso che arrivava da altre parti d'Italia, che arrivava da altre parti d'Europa, per dire. E quella era proprio un'occasione attesa, che si guardava veramente a molta attenzione. Ara sicuramente è un festival collaudato e la popolazione Lo esetta, anzi, sì, la guarda e anche può essere coinvolta nelle attività che si fanno. Anche i mignons possono essere protagonisti. Io vedo i mignonets che aggiurano a portare le scarias, o ellos las attività laborali, per dire, perché a voi Berchidda non è solamente il concerto per la gente, per gli adulti, per i grandi, ma è anche Time to Children, che è il laboratorio per i mignons e le mignonas, Time to Read per i lettori, e després Time After Time, che è l'attività aperta al progetto Insule Lab, che è un progetto annuale, sempre dell'associazione Time in Jazz, onde si fanno musica, si propongono progetti sperimentali, elettronici, che portano tradizione e anche le novità, come la direzione artistica di Pierpaolo Vacca, che conosciamo, un organista di Vodda. Lo conosco bene, ha fatto le musiche dell'audiolibro Un anno sull'altipiano di lui. E per ciò conosce anche le qualità. E Festival Bar, che per ciò Festival Bar che va a coinvolgere proprio le attività locali e bar e porta la musica allà. Ecco, sicuramente è un paese in festa quanto al festival, e l'eco sante tambe després de dias e dias, de mesus, a guardante l'anche ve. Un altro esempio è quello di Monteleone Roccadoria, che è il secondo paese più patito dell'isola, della Sardegna. Beh, anche Allai, Pure minoreddo come di Monteleone. Io credo che sì, Monteleone ha una popolazione di 120, credo, 120 abitanti. Sono precisi. Tambe, ecco. E hi ha un'amministrazione comunale capeggiata da una sindaca che è molto attiva, che è tanto attiva, che fa Maseda, come ti si dice? Sì. E che cerca sempre di
di come vogliamo organizzare roles per fare attività, ma soprattutto la cosa importante è che si è compreso che tutte le che sono le qualità di un territorio tengono di essere appunto valorizzate ancora di mese. Per ciò a Monteleone hi ha una via ferrata. De qualche anno già si sono organizzati dei momenti sportivi di arrampicare alla parete della cava, per dire, della ex cava di tuffo che è allà, e che ora è stata riqualificata come luogo per concerti suggestivi, E se vi pensi, da sai indiani gavado la specifici, Bredda, come si avvisano. Come? se vi pensi, da indiani gavado la Bredda, aveva musica per l'altro, cioè da indiani gavado avevamo ricosi pedi. Esattamente, così come a Senno ripetiura che aveva una cava, che è una ex cava che era sempre per fare appunto presentazione degli libri, concerti, teatro e altre incontri culturali. Sì, se andiamo a vedere un po' Garedo dall'alto, la Sardegna, è un festival di ogni altro, sì, tipo la musica la fate per chi da quello demo in jazz, che a voi abbiamo la letteratura, tu lo sai che a voi hanno fatto una fotografia che è uscita su Dime di un scrittore giapponese, l'unico in tutto il mondo, poi abbiamo Santo Lussurgio, l'isola delle storie, l'isola del teatro, abbiamo detto Seneghe. Aggiungami due di nomi di festival, sono tutti quanti luoghi minoreddi, si va a pensare, che Beh, alla fine diventano i baroni un berigo di Rumundo, in sì, chi sì, si 3, també 4, zinchi di... il festival che si fa a Palau, Ah, l'Isola delle Storie, no, isole che parlano, Isole che parlano, isole che parlano, Isole che parlano dei di Fratelli Angeli, Angeli, e també aquell és un festival che si musica sulle bocche realizza di Enzo di Enzo Favata. Favata. Sono festival che donano visibilità a quelle che sono le qualità del territorio, per ciò Sono gli ambasciatori dell'isola. sì, un monumento, ora si fanno concerti al nuraghe, a un nurag o a una pragia che segui di qualità particolare, che non segui i festival che si fanno o le date che si fanno all'isola della Sinara, Ah, che tu magari non gli arrivi a sci possa andare allà per motivi ambientali, però una motivazione può essere anche perché allà posso usare di un concerto in insomma, un paesaggio meraviglioso. e se avevamo dei buonizi degli obiettivi, che so secondo te, per i festival, seppure so innovativi, ma bisogna sempre ogni anno avere un obiettivo nuovo, io penso. Ma io credo Che che sia i di musica, che sia di vulghi, teatro, di cinema, insomma. io credo che i vulghi però una regia ad ammonte dell'organizzazione culturale sarda. Sono festivals patits che sono també i va bé la democrazia, no? Sobre queste cose che tutti pugui tindre la possibilità di si esprimere, però è també vero che si collabora di més, si festivals petits si posen junts, si posen insieme, è possibile també che le energie possano convogliare e fare cose també més grans senza fare campanilismes o cose insomma che l'obiettivo è sempre lo stesso, la crescita della comunità, la crescita, la ricchezza che può portare a queste esperienze, e per ciò non state mai dipendere da questo obiettivo, che le cose si tengono di fare per far crescere l'associazione sicuramente, far crescere il festival sicuramente, ma te crescere la comunità.
E vi so da parte per esempio delle università e dell'attenzione sui festival, in cui magari pigliano gli studenti e gli dicono, beh, hanno detto che sul festival a fare uno stage. Vedi che attenzione ancora c'è travagliando, per cosa, come ti avevamo detto prima, è un travaglio vero, è un travaglio che da rugare puoi mangiare. Allora, a Sean non è tanto È esperienza. difficile acciappare, Sì, è cioè, più facile che sia un conservatori de musical che invia musicisti, giovani, tra i migliori musicisti a toccare a un festival, o che l'Accademia de Bellas Arts de Sassar invia scenografos o costumistas a lavorare per esempio per la stagione lirica. Non conosce altre realtà, se perché era ormai l'università TES collaboratora, partner del festival. no, Lasciò sì, però che sia també un incentivo per le studenti per fare esperienze praticantate ad un festival, io non ho mai avuto perché esperienza. io Non penso so. all'università di lingua e letterature straniere, per esempio, che fanno francese, inglese, cinese, eccetera, eccetera, i buoni mandati, i festival, arrivano da tutto il mondo, i beni culturali romatessi, per cosa non detti a vedere come si trattano i libri, come si trattano i documenti. E secondo te, qual è il futuro, il tempo che viene per i festival, per il teatro, per la musica? Parlarti in generale in Sardegna, vi sono pure i musei, non abbiamo di cavalli fuori da questo mondo. Ma io credo che sia vagliente le cose Sara che il futuro sia comunque positivo e che si a Maltense ha questa capacità di collaborare tra gli organizzatori che sapranno fare delle cose importanti e che la Sardegna veramente sia anche la capofila in Italia, poi ci sono altre regioni come la Puglia che ha avuto veramente un periodo di tempo nel quale la musica soprattutto è cresciuta a maniera importante. Ci pensiamo che Daranta la fa in diretta Rai alla nazionale. Esattamente, ma anche a Turì si fanno cose veramente importanti dal punto di vista elettronico, per dire, della musica elettronica, so all'avanguardia di Masci, però che la Sardegna non è Andrea de Ningù, a livello Abbiamo qualche cosa di dire, insomma. di proprio sì, la proposta che fanno ai turisti è una proposta variegata, anzi l'importante si arriva també a stagionalizzare, riuscire a trenda a queste attività tutto l'anno, però entriamo in discorsi che sono un po' più complicati, dello trasporto, internos dell'isola, esternos dell'isola, per ciò andremo da prese in altre considerazioni, però l'ideale si arriva che tutto l'anno la Sardegna fosse insomma sempre... Sarebbe una bella cosa, sì. Anche abbiamo roghi che si possono trattare tutto l'anno. Esattamente, come avete detto, no? La Sardegna non è solamente la marina. Abbiamo pure le cose interne. Tu hai capitato a sorella di festival minoreddi che si non chiamano i raggiunti di chi si manni, fine base una cosa fatta e lagata, insomma. Quanti sono i festival? Avete fatto un censimento ufficiale di quanti festival? E ti so domandando di chi tu, per cosa vi so delle realtà che fanno magari un anno e da voi non vi so più, parecchio. Cioè, una ghedda e boh. Sì, io non conosco, non ho fatto un censimento e non conosco també i dati del festival che sono e che nascono e muoiono in Sardegna, non so, però insomma a maniera tangibile invece anzi tanti festival non si conoscono. E può essere un problema, nel sentito che mai non lo conosciamo, per cosa també festival storici che non esistono più e che també hanno fatto proprio la storia della musica jazz, per esempio in Sardegna, come il festival che era a sud dell'isola che
Sant'Annarresi, per diura, veramente. io non so se è ancora attivo. Sant'Annaresi Jazz. Però ad esempio qualche anno fa è scoperto un festival di blues meraviglioso che è Snarkau Blues, che veramente a livello nazionale internazionale fa delle cose, arrivano dei musicisti che sono sacros praticamente, importantissimi, e la gente non sa magari, no? Che o si è specializzata a tagrare a quella musica e non sa tutta la realtà e tutto ciò che effettivamente è la Sardegna. Magari ma stea a lavorare di me anche alla comunicazione generale e anche lavorare tutti per il stesso obiettivo, che è veramente... Che è la forza. È la forza, sì. Cari so, in questo lavoro che si vendi, che è un bel bello secondo me, a chi vede un bel di gente, conosce un bel di gente, ti buoni nella condizione di vedere cose più belli. Bisogna così vedi e così. Cos'è la cosa che quando vi pensi ti appassiona, che ti pone un po' di sentimento di passione, cioè che ti fa vibrare, ti fa venire al sud, insomma? Allora, qua invece... Qualche bassone che ha acciappato, qualcuno ti ha detto, oh, Claudia, senza di te no, non avremmo potuto fare di meglio. Allora, vabbè, uno deve dire che tutti siamo utili, no? Però Sì, noi sì, indispensabili, per ciò lo teniamo sempre a mente, ciò. Corribedi fortemente poggiati sulle nuvole, come ti dicono, io sono contenta quando la gente che è scontenta, che ringrazia, ma anche se non sapevo del Zuls, quando le persone sono contente di aver partecipato a un'iniziativa, e anche quando invece dei prodotti di qualità, ecco, quando io posso programmare cose buone, cose di valore, e allora sono contenta e credo che già sono soddisfatta del mio lavoro. E vorrei preguntarti, Claudia, quanto è importante un logo in disivazzi festival, un logo, il tempo, a che ora lo vai che c'è manifestazione, la mattina, la notte, a in sera, vai che c'è aspetto che va pensato? Allora, un gioco è una sfida anche logistica, che un organizzatore deve prendere in conto. Io ho visto e lavorato a un festival che veramente sapevano agli occhi particolari, che tenevano delle particolarità, e agli occhi di la sfida per noi altri organizzatori era quella che tutto sia fatto in maniera che può essere fruibile a quegli spazi e antotte per creare una situazione più suggestiva possibile. Si organizza un concerto per dire ora a costate di un monumento particolare o a dinse di un'iglesia, a dinse di una gruta, esattamente, e per far vivere alle persone un'esperienza emozionale, chiaramente, per ciò tutta giura la resiscirà di un'attività che può essere teatrale. Agli occhi tu pensi di sapere e on ti va a quel concerto di musica classica, lo può organizzare anche gli occhi, e sta bene, l'acustica è importante rispettare. È chiaro che a dis di una gruta non può organizzare un concerto rock, così come organizzare per esempio un concerto di musica lirica in un luogo che è umidità e che... Tutte le cantanti si arromadieggiano. Non solamente anche gli strumenti musicali si scordano,
paldesciano saruina, no? E però tese trena també l'attenzione quando tu si t'aggrana un lloc, tese de trenda l'intelligenza de comprenda qual è l'attività che tu puoi fare allà. Això è un lavoro també di direzione artistica, che non compete solamente all'organizzatore. Solitamente il direttore, la direttora artistica che tria quali sono gli slots del festival, che després tenen, sono regolamentari, per esempio il Festival Time in Jazz non té d'anar a fora degli 80 km di distanza, per això è un festival itinerante, ma è un festival che sta entra per Che s'alaccana. Esattamente. Tutti i festival che sono itineranti tenen di stare a dins di questi parametri. A dins di questi parametri di distanza tu puoi triare lo slots e també l'originalità, no? la creatività dell'organizzatore che lavora a costat del direttore artistico. Per me aquell è un esempio tra le mie difficoltà organizzare un concerto, també se è un concerto chiaramente in duo, probabilmente in acustica, no? Non è che arriva allà amb il service o amb un pianoforte, també se los pianos arrivano ancora agli occhi, se sono organizzati e per això possono arrivare a questo lloc, però quando ma la complessità degli artisti tu puoi arrivare in per esempio alla Cascara di Sastidiosa e organizzare allà un concerto, ma la gente che fa l'escursione ambientale arriva allà, goza il concerto e després monta torna Andrera. Sono iniziative che vanno a accontentare tutti i gusti delle persone. Chi ci mi piace non bene, messo che si di Manzano Ghizzo, alle 5, alle 6, che dice, sono dormiti, no, per un bel di gente, dice, tutto in piedi, so, a chi ora. Sì, sì, aquelli all'alba, per dire, no? Sì, Le sì. concerti all'alba, també aquelli sono, perché tu puoi triare, segui la suggestione, no? del paesaggio che è in quell'ora, così come si fa le cose al tramonto, no? La posta del sol. Quanti si dice? A catalame, il català. mese posta del sol. Posta del sol. Sì, ma magari di una show, per això lo dico, també lo portano a rinta dell'Algarese. E tengo di dire che praticamente è la davagliara, nosaltres en Algarese diem la davagliara del sol, il tramonto, no? E quanti concerti organizzati all'Alghè alla davagliara del sol? Perché sai che hi ha la scurols, sicuramente, e per això pots appunto unirla, aggiungere le due cose. Tanto faccio un'altra pregunta. Un sogno, un bisu, come si dice bisu in catalano? Sogno. Sogno. Sogno per la Sardegna. Aggiudanti. Sì. Allora, un sogno per me può arrivare a essere sempre alla fine di crescere ad amore queste cose che potevano essere organizzate sempre nella maniera migliore e che si può far conoscere la Sardegna per cose positive come queste. Abbiamo pensato a creare un'agenzia di social media marketing per il Festival della Sardegna. No, io avevo pensato di organizzare un'agenzia non come capo di qualche cosa, però un'agenzia, sì, no, un'agenzia di professionisti, això sì, di gente con la quale io ormai ho lavorato, credo, quasi a tutti,
tutto il panorama che hi ha in Sardegna e també calchiu de foras, perché a Matai Minges claramente hi son també professionistas che viuen al nord Italia, per dire, o altres llocs. Però è individuate qualche professionista al qual, soprattutto donna, alla quale si voleva lavorare, sì. Però ancora non sembra riuscire a concretizzare, però. Vabbè, t'augureggio di vallo. Grazie. Tanto è stato un piacere manno, fa bella con te, con una bella giacciarrada, a vedere També per a me, grazie. Chi ti racconta me, a vedere siamo nel palazzo della città, tanto a 100 anni. A 100 anni.